Buongiorno a tutti, arriviamo oggi a vedere l'ottavo turno, che vedremo sia l'ottavo sia il nono turno del campionato italiano Under 20 2009, dove giocavo contro Paltrinieri Nicolas, un ragazzo che era abbastanza in forma nel torneo, che aveva soltanto 2000 punti elo, ma stava giocando bene e- ed era molto pericoloso. A questo punto io avevo 6 punti e mezzo su 7 e diciamo che questo mi garantiva un vantaggio. Il secondo giocatore aveva 5 punti e mezzo, De Filomeno, no? Quindi avevo un punto di vantaggio. Paltrinieri Nicolas aveva un punto e mezzo in meno di me, questo significa che anche se avessi perso, probabilmente sarei stato primo. Diciamo che a questo punto avrei voluto sì giocare per vincere, ma visto che con un pareggio, no? Uno dei primi due posti, quindi un titolo italiano sarebbe stato assicurato, il titolo italiano Under 20, in caso del secondo posto il titolo italiano Under 18, anche magari una patta non sarebbe stata male, no? E quindi decisi di giocare solido ed eventualmente, nonostante la differenza di elo, pensare se offrire patta o no all'avversario per diventare già campione italiano con un turno di anticipo. Vediamo adesso tutti questi pensieri poi strategici sul torneo possono anche distrarre, no? Dalla parte tecnica della partita, ma andiamo a vedere cosa è successo. Mi siedo alla scacchiera e il mio avversario gioca F4. Cosa? F4? Ancora stavo parlando, giusto, no? Delle olandesi che mi hanno giocato molte volte F5, anche io ho giocato F5 nel torneo, mi giocano F4. F4 probabilmente una mossa già imprecisa, è come gettare via il vantaggio del tratto, da restare già un po' peggio, si indebolisce un po' il re, ma si esce di teoria e si creano problemi pratici al nero. Ho giocato D5, gioco quindi un olandese con un tempo in meno, ma comunque molto accettabile. Cavallo F3, G6 ho giocato. Voglio giocare quindi alfiere G7, no? Il fianchetto. G3, alfiere G7, alfiere G2, cavallo F6, finisco lo sviluppo. D3, C5. Nero gioca C3 e gioco cavallo C6 terminando, diciamo, lo sviluppo più ovvio. E a questo punto, se non penso che sia stato proprio a questo punto che qua ho offerto patta, perché avevo il nero, punto in più, diciamo che la patta significava già, no? Campione italiano under 20 o campione italiano under 18, probabilmente in modo quasi matematico, anche perdendo eventualmente l'ultima partita, e bisognava anche perderla, no? L'ultima. Quindi qua ho detto, ma andiamo sul sicuro, e qua con mia grande sorpresa l'avversario ha rifiutato. Ho giocato donna E1. Giustamente, no? L'avversario, in questi tornei l'avversario non gioca per l'elo, gioca per provare a vincere, no? Gioca per provare a vincere, provare ad avere qualche speranza, no? Di arrivare, se non primo, secondo, no? Ottenere anche lui un titolo italiano. Ok, dopo donna E1, qua ho deciso di giocare D4, una partita invertita rispetto alla partita che ho giocato contro Bonafede al turno 5. Si può vedere quindi il video relativo al quinto turno di questo torneo. Il mio avversario qua mi ha giocato E4. In questo punto realmente la cosa migliore era giocare E5, i motori di oggi dicono che sto meglio con E5, su F per E5 cavallo G4 e recupero il pedone o la casa in E5 per i cavalli. F5 non è un problema perché catturo, l'alfiere entra in difesa, ma lì volevo eliminare questa maggioranza di pedoni, questo spazio del bianco, ho giocato D per E3 in passante. Il nero comunque non sta male. Donna per E3 perché su alfiere per E3 potrei catturare. A questo punto donna D6 difendo e magari in un futuro mi riservo di giocare alfiere F5 torre D8 o B6 alfiere B7. Nero una posizione buona, solida. Il bianco probabilmente sta leggermente peggio per via del pedone arretrato in D3 con obiettivo d'attacco. Cavallo A3, il cavallo vuole svilupparsi in B5 o in C4, torre D8 facendo pressione sul pedone in D3.
torre di 1, alfiere E6. Ora cavallo C4 sarebbe imprecisa, sarebbe totalmente sbagliata per alfiere per C4 vincendo al colpo perché il pedone D risulta inchiodato. Il bianco è tornato in E1, probabilmente gli deve giocare alfiere E3, collegare le torri e poi in un secondo momento giocare cavallo C4. A questo punto cavallo D5 evitando alfiere E3, cavallo C4, donna C7. Il nero sta bene, posso magari mettere la torre in C8, spingere il pedone B. Il bianco ha giocato cavallo E5 prendendo questo avamposto, ma qua ho preso. Cavallo per E5 probabilmente da una posizione circa pari o leggermente forse migliore per il nero, D3 è sempre debole. Il bianco gioca F per E5, il bianco apre la colonna F, ma ha già spostato la torre dalla colonna F, quindi non si sa bene come sfruttare l'apertura di questa colonna. Prende spazio, porta un pedone al centro, ma il re bianco è staticamente debole, gli mancano dei pedoni, D3 sempre arretrato. Ho giocato alfiere G4, voglio inchiodare il cavallo, voglio riportare qua i pezzi. Il bianco gioca alfiere F4, ora donna D7. Avrei potuto prendere in F4, ma così magari centralizzo la struttura, non ho fretta. Voglio mettere la donna in D7. Voglio mettere la donna in F5 per questo passo da D7. Il bianco capisce che se la donna va in F5 avrà problemi, no? Faccio pressione su F4 e su F3, mi anticipa, ma ora donna F5, attacco il cavallo. Cavallo per E3, donna per E3 sarebbe meno precisa perché su donna F5 il cavallo è già difeso dalla donna. Così facendo attacco il cavallo, se il cavallo si sposta prendo in E5, attacco l'alfiere e la torre. Il cavallo anche inchiodato, il bianco lo difende, ora prendo. E a questo punto ormai, già da prima, no? Dopo che il bianco stava giocando un po' male, sto già giocando per vincere, ma a questo punto gioco per vincere senza prendere rischi. Gioco alfiere per F3 che mi porta a una posizione risk free. Dopo donna per F3 posso cambiare le donne e giocare alfiere per E5 dove ho un pedone in più. Su alfiere per B7 e torre B8 recupero il pedone, penso di stare meglio. E qua penso che starei bene. Su donna per F3 posso giocare appunto questo finale, risk free, su alfiere per F3, donna per E5. Qua sto meglio perché se il bianco cambia e mi prende in B7 recupero B2, sempre lo stesso finale di prima. Se il bianco mantiene le donne in un medio gioco, io ho 4 pedoni nell'ala di re, 4 pedoni contro 2, quindi il mio re è staticamente sicuro, più sicuro del suo. Potrebbe avere qualche attacco dinamico sulla colonna F, ma posso parare tutti gli attacchi con E6 torre F8. Il nero con anche un pedone in più sta molto meglio. Donna F2. Ecco, a questo punto il pedone in B7 in presa, torre B8. Qua neutralizzerò facilmente gli attacchi sulla F. Voglio giocare B5 e B4 per aprire la diagonale al mio alfiere e fare pressione nell'ala di donna, un attacco di minoranza perché questa struttura, questa catena restringe il mio alfiere. Torre F1, alfiere F6. Anche torre F8 era possibile, alfiere F6 comunque chiude la colonna. Torre E1, donna D6, faccio pressione su D3, il bianco gioca alfiere E4. Il bianco vuole attaccare sulle case chiare, ma ho 4 pedoni contro 2, no? Quindi uno scudo di pedoni grandissimo, non ho paura di attacchi nell'ala di re. D5, tempo di controgioco. Voglio spingere i miei pedoni e aprire linee le colonne A o B, possibilmente. Il bianco gioca re H1, B4. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ora voglio aprire la B. Su C per B4 posso aprire la C, no? Poi il piano potrebbe essere giocare B3, entrare in C2, punto in B2 debole. Anche torre per B4 interessante, su B3 A5 A4, no? Per entrare in B2, molto interessante come piano. Su C4 per provare a tenere tutto chiuso avrei giocato donna D4 minacciando il cambio delle donne B2. Su donna per D4, alfiere per D4 avrei un finale risk free. Posso difendere F7, potrò giocare contro A2 o provare eventualmente un altro piano per aprire l'ala di donna. Dopo B4 il bianco qua ha giocato G4. Forse un'idea potrebbe essere provare a giocare G5, no? Attaccare F7, quindi torre F8. Non ho paura di G5, posso prendere, posso tornare indietro, non ci sono problemi. Ora su C per B4 sto sempre meglio, sia con torre per B4 sia con C per B4. Il bianco gioca C4 e ora donna D4. Il finale è risk free e probabilmente vinto alla lunga. Il bianco mantiene le donne, ma ora prendo B2
ora una maggioranza che probabilmente vincerà la partita. Il bianco un attacco inesistente. Ormai il bianco deve provare il tutto e per tutto, H4, alfiere 5 attaccando la donna che deve stare attento perché su donna F3 do matto, su donna G2 cambio le donne e vinco il finale alla lunga. Donna H3, a questo punto B3. Potevo giocare anche A5, A4, B3, ma va bene B3 perché la torre potrà entrare in gioco, la donna può tornare indietro, il pedone è forte. G5, il bianco vuole continuare l'attacco, ma ora torre A3. Ora il suo re è debole, il suo re è staticamente debole, quindi organizzo i miei pezzi per attaccarlo. Il bianco gioca torre G1 per opporsi su H5, il mio attacco è più forte del suo. Quindi qua il bianco ha giocato torre G1, torre A2, minaccio matto in 2, no? Torre G2. A questo punto potevo difendere la torre, ma meglio contrattaccare la sua. Su torre per A2, donna per E1, io l'attacco, è più materiale. Bianco gioca torre G1, prendo. Donna per G2, a questo punto la torre ora non ha più bisogno di difendere F7, la torre entra in gioco. Voglio mettere la torre in B2 ed entrare qui. Bianco mi anticipa, donna H3, ora torre B2. Il bianco uno scacco, ma uno scacco non serve a nulla, poi minaccio io matto. Il bianco gioca alfiere G2. Giocando in questo modo il bianco para, diciamo questo tema di matto. A questo punto donna D4, gli blocco la donna può dare scacco ma poi H4 in presa, la donna non può andare dove vuole, non può nemmeno andare in D7, il bianco prova H5, l'ultimo trucco. Se adesso faccio qualcosa di sbagliato il bianco minaccia scacco su Re G7 H6 matto, mi libero di questo attaccante. Ora perdo il pedone G ma il bianco non può approfittarne, il bianco gioca donna per H5, forse vuole diciamo attaccarmi lungo la colonna F con torre F1, quindi torre F2. Il bianco è totalmente paralizzato, non ha modo. Qua ho capito che non avevo nessun problema, cioè l'ho già capito da un po' che stavo meglio. Qua ho tante idee per vincere, torre F4 H4, la posizione bianca è davvero in crisi, molto difficile fare qualcosa. Fosse anche tutto difeso, H7 è l'unico punto debole, ma su alfiere 4, torre H2 vince al colpo, non può muovere l'alfiere, quindi l'alfiere è paralizzato, anche la donna è abbastanza paralizzata, perché se la donna va via, donna H4 praticamente da matto, il bianco può solo muovere la torre. A questo punto magari il bianco minaccia G6 con attacco di scoperta sull'alfiere. Dopo aver pensato molto ho deciso di giocare alfiere D6, forse ho 3 mosse ma mantengo lo status quo. Ora la torre bianca è libera di muoversi, l'unico pezzo, se l'alfiere si muove, ripeto, torre H2 guadagno la donna. La torre si può muovere, se l'alfiere si muove guadagno la donna, se la donna si muove, non so dove perché non ha caselle, qua in presa, se la donna si muove prenderà matto, probabilmente, e quindi qua il bianco non resta altro che muovere la donna in H3 in H5 le torri, ma qua ho visto che la torre non ha colonne, perché se la torre va in B1 non minaccia nulla. In B8, cioè non può accedere all'ottava traversa, né su lei perché c'è il pedone in E7, non poteva nemmeno andare in A1, quindi io semplicemente vinco spingendo il pedone A fino a promozione. Torre B8 in presa, su torre B7, alfiere B7 perde la donna, su torre B7 ci sono temi di matto nella prima traversa, no? Bianco può portare in prima traversa i pezzi e perdere tutto, ma perderà la partita. Dopo alfiere D6 il bianco ha aspettato, A5. Il bianco ha donna C8 ma non serve a nulla questa mossa. Per esempio qua minaccio ancora, no? Attacchi da matto, donna F4, il bianco può tornare indietro, continuo con A4, il bianco può dare scacco, ma di nuovo la donna da sola non fa nulla, su G6 prendo, se l'alfiere si muove guadagno la donna, la torre non minaccia di entrare in gioco, io giocherò 3 a 2, il bianco può tornare in H3 a 3, scacco, ogni volta guadagno un tempo, no? Il bianco può fare la stessa cosa, ogni volta guadagno un tempo, poi la prossima gioco 1 e vinco. Quindi qua, dopo A5, questo pedone decisivo, bianco ha giocato torre B1 ma A4, la torre non entra in gioco e non può muoversi, su torre B7, donna 1. Come già detto, il bianco decide allora su donna dei 7, anche qua no, abbiamo detto che un attacco decisivo, un attacco da matto, probabilmente, poi il bianco perde velocemente, donna H4, per esempio, e anche donna G3, no? Qua
devo vincere, il bianco ha degli scacchi, ma gli sto dando matto. Quindi qua il bianco ha giocato alfiere 4, minacciando H7, ma ora torre H2, guadagno la donna. A questo punto la partita è vinta, minaccio a 2-1, bianco ha dato scacco, re G7, torre A8, donna B2, scacco, il bianco abbandona, perché dopo re da qualche parte, A2, vincendo. Una partita molto interessante che mi assicurava già un'ottima posizione in classifica con almeno un punto di vantaggio prima dell'ultimo turno. Vediamo, quindi qua ho vinto, ma anche De Filomeno aveva vinto e rimaneva a un punto di vantaggio. Questo significa che con la patta all'ultimo turno potevo già vincere matematicamente. Qua ho giocato contro Marco Pascucci con un elo di 2000 che aveva 5 punti, io 7,5. Non ambiva più a nulla, non poteva vincere titoli italiani, perché anche se avesse vinto, probabilmente avrei vinto il torneo anche perdendo in modo matematico. E diciamo che l'inseguitore più vicino era De Filomeno, 6,5 punti, ma avevo più Buchholz. E diciamo che comunque se avessi perso ci sarebbero state minime possibilità, no? di perdere il torneo per Buchholz, e quindi qua diciamo che avevo deciso l'indomani, no? Di provare a proporre patta dopo qualche mossa e decidere se l'avversario l'avrebbe accettata per assicurarmi la vittoria matematica. E quindi mi siedo, l'avversario non era ancora arrivato. Qua mi ricordo che era venuto qualcuno a dirmi: ma allora proverà a offrire patta, così. Ho detto: ma spero che non giocherà fino alla morte. E qua, scherzando, mi hanno detto: ma fino alla morte di chi? Perché poteva giocare e perdere, che sarebbe stata la cosa più probabile. Anche se in una partita singola può succedere di tutto. Il mio avversario era forte, Marco Pascucci, lo conosco, un giocatore molto pericoloso, un talento, però diciamo che per la forma che avevo nel torneo, così, no? Con 300 punti in più almeno sulla carta, no? Le possibilità di vincere sono circa un 10% o meno, no? Soprattutto con il nero. Qua gioco di 4, gioca solido la slava, e qua gioco la variante di cambio per appiattire il più possibile, e tutto è simmetrico. Un tempo in più il nero deve seguire la simmetria, cambio gli alfieri, anche lui li cambia. A questo punto arrocco corto, la posizione è totalmente simmetrica e offro patta, che l'avversario accetta, e così facendo, firmando la patta, vinsi il campionato italiano Under 20. Ecco, adesso abbiamo visto tutte le 9 partite. Spero che queste partite siano piaciute, anche alcuni elementi, no? Della lotta psicologica negli ultimi turni che erano carichi di tensione, abbiamo visto, no? Si gioca sempre contro un avversario che anche lui ha delle ambizioni, a volte gioca per vincere, a volte non ha più nulla da chiedere al torneo, e a volte per vincere un torneo così bisogna anche avere un po' di fortuna, però una volta tanto le cose possono girare bene. Spero che questa serie di video sia piaciuta e ci vediamo presto con altri video. Alla prossima!